depressione, social network, l'impatto del web sulle nostre relazioni. Allora, voi sapete che quest'oggi è anche la giornata mondiale per la depressione e quindi vorremmo collegarci a questo tema importante della depressione, però parlando di social. Inutile, abbiamo due relatrici di valore questa mattina, insomma credo che voi le conoscete, la Anna Oliverio Ferraris e la Mirella Baldassarre, e la Silvia Mason che farà invece una parte sui social e sul linguaggio, sul nuovo vocabolario legato ai social. Io lascerei la parola al Presidente, che anche lui vuole portare i saluti, e siamo anche onorati di averlo qui questa mattina. Buongiorno, grazie Oscar della presentazione. Buona parte è già stato detto da lui. La genesi di questo evento è un po' particolare rispetto ai nostri convegni tradizionali, che tendono a essere eventi ampi e con molto tempo di genesi. Qui c'è stata la richiesta da parte dell'OMS che ci è giunta non molto tempo fa, c'era la disponibilità della professoressa Oliverio Ferraris, che ringrazio, e allora abbiamo pensato di unire tutta una serie di possibilità che si stavano concentrando in questo giorno, come a volte capita, per fare un evento che fosse in parte per coinvolgere persone dal vivo, in parte per costruire del materiale da condividere in video, che oggi diventa una modalità di condivisione di questi temi estremamente potente, e in parte per coinvolgere i colleghi da tutta la regione con la campagna social che stiamo portando avanti e che sta già cominciando ad avere tutta una serie di condivisioni. Voi sapete che per noi il macro evento non è la modalità principe per promuovere la psicologia. Ne facciamo, ci sarà il premio innovazione alla seconda edizione, tra l'altro vi dico in anteprima che sarà l'8 giugno, che è anche il mio compleanno. Era anche l'unica data buona in cui c'era l'orto botanico, quindi insomma diciamo che festeggerò in compagnia dei colleghi, il che va anche bene. E quindi un grosso evento, però forse l'evento che più ci racconta, che più parla di noi, è la settimana della comunicazione, quella a cavallo tra novembre e dicembre, in cui chiediamo a tutti i colleghi di organizzare un piccolo evento nel loro studio o in una sala, nel loro contesto, a parlare del loro lavoro, perché la psicologia è estremamente vasta, che noi come ente centrale non possiamo raccontarla e soprattutto non possiamo far arrivare il messaggio a tantissime persone quanto lo possono fare 10.000 colleghi che su campagne social o su campagne sul territorio si mettono a lavorare tutti insieme. Tra l'altro abbiamo anche una questione geografica, ogni tanto qualcuno mi chiede ma perché non facciamo come la Lombardia con la Casa della Psicologia? Bellissimo, ma loro hanno una questione geografica con Milano al centro di tutto e il resto che ruota intorno a Milano, per cui se metti una roba in centro a Milano ci arrivano più o meno tutti. Il centro del Veneto qual è? Venezia, bellissima ma irraggiungibile. Padova, non abbastanza grande da centro geografico, ma non abbastanza grande da generare un traffico come il centro di Milano, quindi noi dobbiamo per forza essere diffusi sul territorio. Dobbiamo creare quanto più possibile quel senso di comunità e quel senso di un'azione collettiva che ci permetta veramente di arrivare a contatto con le persone in un territorio estremamente atomizzato ed estremamente anche interessante anche dal punto di vista della distribuzione geografica, qual è quello del Veneto. Io quindi non mi stanco e non mi stancherò mai di chiedere quanto più possibile il supporto e il sostegno di tutti i colleghi. Difficilmente un ordine, che comunque è un ente
con un budget limitato, con delle possibilità limitate, potrà mai avere il peso che ha la comunità professionale, e non deve neanche essere la tentazione della comunità professionale quella di dire vabbè, ci pensa l'ordine può fare quello che può fare. L'ordine che si mette a capo di 10.000 professionisti, tanti siamo in Veneto più o meno, tutti con un'idea, con alcuni punti chiari, che la nostra professione è importante, che la nostra professione è vasta, che ognuno di noi deve godere della propria libertà nel declinare la professione come meglio crede, all'interno ovviamente del rispetto del codice deontologico. A quel punto possiamo veramente mostrarci per quello che siamo e andare ad aiutare le persone sul territorio, perché se no continueranno a vivere gli stereotipi, quelli storici, che vanno bene fino a un certo punto. Il medico dei matti, mia prima intervista appena eletto, cioè non siamo i medici dei matti. Beh, siamo anche quello se vogliamo, magari non siamo medici, però c'è molto di più nella nostra professione rispetto a semplicemente la cura della patologia, e questo non passa se non siamo noi i primi a portarlo avanti. È stata un periodo intensissimo per la nostra professione, e quindi ci ripresentiamo adesso con una stagione di eventi, di convegni, di incontri estremamente importanti, perché in questo periodo sono successe delle cose veramente, oserei dire, epocali. Prima tra tutte l'approvazione dei LEA. Ora, chi mi conosce sa che non sono esattamente lo psicologo clinico che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, io mi occupo di altre cose nel settore privato, ma intanto il ruolo della psicologia nel settore pubblico è fondamentale per tutti noi, anche per chi non ci lavora. Una psicologia forte nel servizio sanitario legittima tutti noi nel lavoro che facciamo. Sarebbe come il medico di base che non ritiene che la medicina ospedaliera sia importante. I presidi sanitari sono fondamentali e la loro importanza ci tocca a tutti. Per la prima volta siamo indipendenti come prestazione dalla psichiatria, cioè il governo dice alcune prestazioni psicologiche sono esigibili dal cittadino. Ora, questo potrà avere delle ricadute estremamente concrete nel numero degli psicologi che potranno lavorare nel servizio sanitario, potrà avere una ricaduta concreta nel tipo e nel numero di servizi che vengono offerti dal settore sanitario. Io ho già parlato col dottor Mantoan, ma non è questo il punto che mi interessa. In questa sede la cosa che mi preme notare è che il governo e poi il Parlamento, ratificando i LEA, hanno ritenuto per la prima volta che il sostegno, il supporto, la prestazione psicologica fossero qualcosa di così importante da essere diritti del cittadino. Noi non siamo mai stati un diritto, siamo sempre stati considerati qualcosa di molto utile, qualcosa di importante, ma non dico un di più, ma qualcosa che non fosse alla base del concetto di salute, del concetto di benessere, del concetto di supporto, del concetto di cura. Questo è cambiato, vado più o meno a memoria, ma la pubblicazione dei LEA è di 15 giorni fa, forse anche meno. Quindi anche chi non viene toccato direttamente perché non lavora o non vuole lavorare nel servizio sanitario, nazionale o regionale, deve sentire l'importanza di questa cosa, perché significa che finalmente i decisori, i politici in questo caso, che rappresentano il popolo, si sono decisi a trasformare la psicologia in qualcosa di centrale nel concetto di salute, nel concetto di cura. Ed è un cambiamento non da poco. È un cambiamento che dimostra come la nostra categoria stia facendo dei passi avanti enormi negli ultimi anni. Noi ci sentiamo sempre, non dico un po' a disagio, ma siamo la professione sanitaria più giovane, siamo l'ultimo degli ordini creati. A volte ci dimentichiamo, ma le persone non conoscono la psicologia, non conoscono gli psicologi, ma sapete, i medici hanno una storia pluricentenaria. Credo che l'ordine dei medici sia stato formato la prima volta nel 1911, se non sbaglio, ma i medici c'erano già da prima. Noi siamo dell'89 e abbiamo avuto tutta una fase iniziale piuttosto complessa con
con la sanatoria, anche percorsi di studi molto diversi gli uni dagli altri, quelli che sono entrati nell'ordine degli psicologi all'inizio degli anni 90. Adesso cominciamo a essere molto riconosciuti, molto riconoscibili, anche perché abbiamo dei percorsi di studi comuni. Oggi come oggi, ogni psicologo che si iscriva all'ordine domani o l'altro ieri, sappiamo che hanno una formazione comune, possono essersi laureati a Padova, a Roma, in Sicilia, ovunque, a Cagliari, ma hanno un percorso di studi comune, hanno un alfabeto comune, hanno un vocabolario comune, hanno una serie di conoscenze che sono standardizzate. Questo significa diventare un blocco professionale importante, riconoscibile, serio. Anche per questo, quando si chiedono i miracoli, mi trovo sempre a rispondere che in realtà i percorsi sono necessariamente più lunghi. Certo, chiedere pazienza non è semplice. In tutto questo processo si è innestata anche una crisi economica non da poco, dal 2008, sono 10 anni ormai, non è qualcosa su 25 anni di vita dell'ordine, 10 anni di marasma economico, politico, sociale, non è poco, è quasi metà della nostra esistenza come categoria professionale riconosciuta. Eppure il giro, chiamiamolo il giro d'affari perché i dati sono dell'ENPAP, quindi misurano l'entrata, della psicologia si è costantemente accresciuto di anno in anno. Siamo l'unica professione anticiclica. Noi non abbiamo mai avuto una flessione, possiamo essere cresciuti poco, ma guardiamo per esempio categorie come i commercialisti o gli avvocati, loro si sono diminuiti come potenzialità anche economiche della categoria. Noi siamo cresciuti. Questo significa che il bisogno di psicologia c'è sempre stato e adesso il bisogno di psicologia sta cominciando a venire riconosciuto e lo psicologo sta venendo riconosciuto come quello che dà una risposta a questo bisogno. E il merito, vi assicuro, non è degli ordini, o lo è ma soltanto parzialmente, il merito è di una comunità professionale, quindi vostro, che si è saputa regolare, è saputo crescere, ha saputo formarsi, ha saputo diventare coesa, ha saputo proporre delle risposte a dei problemi concreti e si sta accreditando come una comunità capace di lavorare, capace di dare risposte. Questo non era scontato e alcune professioni non sono diventate ordinistiche perché non sono riuscite a fare questo processo. Quindi c'è ancora molto da fare, la strada è ancora lunga, il bisogno di psicologia non è ancora così compreso da tutti, c'è molta strada da fare per farlo capire, c'è ancora molta strada da fare per far capire che cosa facciamo, chi siamo, quali sono le nostre specificità, c'è moltissima strada da fare nel promuovere i diversi ambiti della psicologia, quel continuum che vanno da un paradigma quasi medicale, sintomo-cura, a il suo contrario che è nessun sintomo, anzi stato di benessere, aumento del benessere, aumento della performance, aumento della qualità delle relazioni, quindi qualcosa che di tradizionalmente clinico nel senso di cura della patologia non ha niente. Questa vastità delle nostre specificità professionali è il prossimo step, renderlo noto. Ultima cosa, una forte attenzione, e infatti oggi, che è la giornata nazionale e mondiale della depressione, abbiamo voluto anche fortemente legare la questione ai social network, è l'attenzione alle novità, alle innovazioni. Il mondo oggi è oggettivamente molto più rapido di quanto non fosse 5 anni fa, per non parlare di 15 anni fa. Cresce a una velocità esponenziale. Le innovazioni non soltanto ci sono quelle di oggi, dobbiamo già essere pronti a quelle di domani. Proprio la nostra specificità professionale, cioè quella di essere gli esperti, i professionisti dell'unica cosa che non cambierà con tutte le innovazioni, cioè la persona, ci rende oggettivamente una di quelle professioni che hanno la possibilità di avere veramente spazio
in questo mondo, perché più diventa veloce, più diventa complesso, più diventa innovativo, più sono le possibilità per le persone, più la persona necessita di supporto. Noi sappiamo per esempio che è vero che esiste la patologia nelle persone che non hanno nessuna possibilità. Il non vedere nessuna possibilità per il futuro può portare anche al suicidio, no? La disperazione, il concetto. Vedo Mirella annuisce, vi ringrazio. Giuro non sono stato io. Ho dei testimoni, lo dico anche per gli amici a casa. Però l'avere troppe possibilità, il poter scegliere tra una miriade di opzioni, troppe opzioni, diventa altrettanto improcessabile. Quindi la persona, riuscendo a mettere la persona al centro delle innovazioni, noi possiamo avere veramente un ruolo fondamentale. La persona e la persona nelle sue relazioni, quindi una psicologia individuale e una psicologia di comunità. Queste sono le nostre sfide e non c'è momento migliore come questa giornata in cui si parla di depressione, che è uno dei punti di partenza della nostra professione, una delle cose per cui veniamo più ricordati, una delle cose che subito le persone associano allo psicologo, se non allo psichiatra, per poter fare anche un discorso non soltanto di conservazione, ma di innovazione. Dobbiamo sempre avere questa attenzione e io sono sicuro che la categoria, la nostra comunità professionale, oggi come oggi, è in grado di raccogliere queste sfide e di proporre delle risposte che possano veramente fare la differenza per le persone. Con questo io vi ringrazio e vi auguro una proficua mattinata di lavoro. Ringrazio ancora le nostre relatrici. Ho citato la professoressa Olivero Ferraris, ma adesso cito anche Mirella Baldassarre che è venuta a darci manforte, e anche Silvia Mason, perché giustamente la parte poi più tecnica dei social è a cavallo tra la psicologia e un'expertise molto particolare, come tante delle nostre prestazioni oggi sono a cavallo tra i concetti psicologici generali, quelli che si studiano all'università, e poi delle expertise che difficilmente si possono creare durante il percorso universitario, perché invece necessitano di un aggiornamento nei contesti reali, per cui anche l'università a volte fa fatica a star dietro, quindi c'è necessità di crearsi delle expertise parallele poi sul campo e con l'aggiornamento costante. Ringrazio anche te, Oscar, che hai provveduto a fare la parte organizzativa e a gestire la mattinata, e in ultimo abbiamo anche la nostra moderatrice futura che mi guarda da dietro la porta, Gina Barbano, che poi entrerà in gioco nella seconda parte della mattinata. Grazie e buon lavoro.